Ai Romani va il merito non solo di essere stati i primi a concepire una completa e capillare rete stradale, ma anche e soprattutto di aver ben compreso che in un efficiente assetto viario stava uno degli elementi fondamentali di una altrettanto efficiente, ordinata e funzionale struttura statale. Nella costruzione di una strada, gli antichi costruttori non seguivano sempre la medesima tecnica, ma adottavano diverse soluzioni a seconda della natura del suolo o delle esigenze del tracciato viario. Il poeta Stazio, nel quarto libro delle Silve, descrivendo la stesura della via domiziana, ci ha lasciato una testimonianza unica della tecnica di costruzione. La prima fatica è cominciare a tracciare i solchi, tagliare i limiti dei campi attraversati, scavare profondamente il terreno con un'alta trincea. Poi bisogna riempire di altro materiale le fosse scavate e prepararle perché diventino sottofondo per la pavimentazione stradale a schiena d'asino, in modo che il suolo non sia cedevole, né siano insidiose le fondazioni e quindi mal sicura la base sotto le pietre pressate dal traffico. Allora bisogna su entrambi i margini compattare la strada con pietre ben serrate in fisse di taglio e con altre numerose pietre in risalto a cuneo. Quante braccia insieme al lavoro! Alcuni abbattono il bosco e privano delle loro risorse i monti. Alcuni con il ferro lisciano le pietre e le travi. Alcuni connettono insieme le pietre e tessono l'opera stradale con calce e scuro tuffo. Alcuni prosciugano con la forza delle braccia le depressioni acquitrinose e deviano lontano i corsi d'acqua più piccoli. Un sistema viario organizzato e vasto come quello romano non poteva mancare di affidabili punti di riferimento per chi si metteva in viaggio, i miliari. Su queste pietre, che potevano essere poste sulla destra o sulla sinistra della strada, vi è di solito un'iscrizione da cui si può ricavare la distanza espressa in miglia, da qui il nome miliari, dall'inizio della via, o in epoca tardo imperiale, dal centro più prossimo, e talvolta il nome del magistrato che costruì o restaurò la strada.